nella serie di trasmissioni Ripartiamo da qui, che è la seconda parte di trasmissioni che facciamo dopo aver fatto voci dal territorio, per sentire le opinioni, i pareri delle partite IVA, delle aziende che naturalmente vivono una certa difficoltà con la chiusura, col fatto che hanno tirato giù le serrande e hanno chiuso le aziende. Il Ripartiamo da qui vuole essere un raggio di sole che si va ad aprire su quella che è la problematica attuale, molto grave, delle imprese, delle partite IVA. Io oggi ho il piacere di avere ospite Maurizio Gibin, presidente dell'Ascom Commercio Mandamento di Conegliano. Presidente, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno a te Bruno. E poi abbiamo, molto importante questa presenza, Fabio Scardellato, che è il direttore Fidimpresa della provincia di Treviso. Buongiorno a tutti. Fabio. Buongiorno a tutti e buongiorno a te Bruno. Bene, io vorrei rivolgermi prima al Presidente. Maurizio, in questo momento il settore del turismo è profondamente in difficoltà ed è quello che ha avuto maggiori e gravi ripercussioni dalla pandemia. Che cosa vorrebbero le imprese per fronteggiare questa emergenza? Allora Bruno, vedi, tu correttamente hai parlato del turismo. Io adesso non è che non ti voglio rispondere, ma vorrei parlare di tutto ciò che è il nostro mondo Ascom, che interessa tutto il terziario, riguarda il commercio, i servizi e ovviamente anche il turismo. Il commercio e i servizi a tutti gli effetti vanno a riaprire con il 18 di maggio dopo circa 80 giorni di stand-by, di fermo assoluto, e sul quale in questo periodo tra l'altro l'abbiamo vissuto anche molto male, perché i vari decreti sono stati devono essere tutti interpretati, ci sono state fatte 1000 promesse, però a tutti gli effetti ad oggi, tranne che qualcosina anche per quanto riguarda la cassa integrazione, solo un minimo 15%, questi sono i dati nazionali, anche i dipendenti non hanno ricevuto un soldo, né tantomeno le imprese. Ripartiamo dopo 80 giorni e poi correttamente, come era, mi riallaccio alla tua domanda, il turismo, dopo il turismo quando riaprirà? In realtà il turismo, gli alberghi sono rimasti sempre aperti. Bed and breakfast, compagnia, sono sempre rimasti aperti. Il punto qual era? È che l'opportunità di aprire c'era, ma ovviamente non c'erano i clienti, quindi l'apertura è un conto, poi lavorare è un'altra cosa ancora. E soprattutto loro subiranno tutto ciò che saranno le ripercussioni che per noi in questo momento col 18 speriamo debolmente di iniziare, ma per loro inizierà un calvario che durerà molto probabilmente ancora parecchi mesi. Quindi da qua si pone una domanda, prima di tutto come risolvere i problemi che abbiamo oggi, che fondamentalmente, come ho detto prima, sono legati sì alla riapertura e a tutto ciò che riguarderà la riapertura, quindi le obbligazioni e le varie condizioni che comunque il decreto correttamente ci farà rispettare, ma dall'altra parte anche come riprenderà il lavoro, in che misura, cioè bisogna vedere come il cliente, l'utente finale risponderà. Noi riapriamo, siamo rimasti fermi per 80 giorni, per certi versi tutto e gran parte dei nostri obblighi, sia fiscali che ovviamente verso fornitori, sono rimasti in essere, quindi non abbiamo avuto l'annullamento nonostante per 80 giorni non abbiamo lavorato. Ma abbiamo tutti noi dovuto far fronte anche a questi obblighi. Qualcuno li avrà rimandati, ma molti li hanno anche già assolti. Detto questo, da qui parte il problema che è legato alla liquidità. Chi aveva le spalle coperte in qualche modo è riuscito a salvarsi, gli altri invece dovranno, ma credo tutti al 100% se vorranno ripartire con una continuità, saranno costretti ad accedere a finanziamenti, quindi accedere al credito. Finanziamenti che abbiamo detto, questa è la storia, riguardano i 25.000 euro,
che qualcuno forse ha chiesto, e anche in quel caso non tutti hanno preso, ma fondamentalmente poi anche finanziamenti ben più importanti, di importi ben più sostanziosi, che serviranno poi alle imprese per continuare, e possono servire intanto per superare questo momento, oppure da essere utilizzati come portafoglio, come musigna, come cassa, eventualmente per qualsiasi evenienza che nel futuro si porrà. Quindi il mio consiglio personale non è ovviamente un invito ad indebitarsi, quindi a fare dei debiti, ma è eventualmente a salvaguardarsi da quello che potrebbe essere il futuro e da qualsiasi altro problema ci sia, quindi casomai di utilizzare e chiedere quei soldi, naturalmente se uno ne ha le caratteristiche per poterle chiedere, e in questo caso il nostro direttore di Fidimpresa di Treviso ci aiuterà in questo senso, è quindi parte integrante della Confcommercio e quindi di Ascom a Treviso, perché il nostro ruolo sociale è anche quello di aiutare la gente, di aiutare le persone, soprattutto dare chiarimenti a tutte quelle che sono le varie problematiche. Io parlo con tantissime persone, con tanti soci, con tanti commercianti, che fondamentalmente hanno la difficoltà di capire, di interpretare tutto quello che ci viene detto, che ci verrà dato, in che modo potremmo darlo. Quindi è giusto che ognuno di noi, per non sbagliare, abbia un soggetto garante che gli dica esattamente come si deve muovere. Ascom ha questa funzione, ribadisco, non è una funzione di poco, è una grandissima funzione che noi diamo in gran parte completamente gratuita per chi è socio dell'Ascom. Quindi questo è un invito anche a chi non è socio eventualmente ad affidarsi a noi. Noi siamo un grande gruppo, Conegliano ha un mandamento di 14 comuni, però noi facciamo parte della grande sede di Treviso, che è la sede centrale, a quale lavorano tantissime persone, circa 140 persone, e questo ci darà l'opportunità, attraverso il sindacato che c'è anche all'interno, di accedere e di avere tutte le informazioni del caso. Bene. Ecco. Bene, io, dottor Scardellato, naturalmente il presidente Gibin ha fatto una panoramica ben ampia e anche importante della situazione che si è creata, e ha sollevato il problema della liquidità delle imprese, che è veramente grave. In questo ambito il consorzio Fidimpresa cosa può fare per le imprese? Grazie. Grazie anche al Presidente perché mi ha dato là. Noi da sempre diciamo che siamo un servizio in più dell'Ascom, quindi siamo a doppia mandata, e quindi ci aiutiamo con le competenze dell'Ascom e loro si aiutano con le nostre competenze sul credito. La situazione oggi sul versante dei crediti, dei finanziamenti è un po', se vogliamo, peggiore di quella che ci si aspettava. Purtroppo la partita dei 25.000 euro che doveva dare almeno un primo segnale, una prima risorsa, una prima musigna, come diceva il Presidente, per fronteggiare quelle che sono state comunque delle spese che le nostre aziende, per quanto chiuse, hanno dovuto sostenere, oggi si verifica che non è stata concessa, non è stata erogata nella misura che ci si aspettava. E questo perché c'è stata anche una troppa burocrazia, forse. Il nostro ruolo qui diventa molto importante, perché noi facciamo un po' in questa partita, non in generale, perché poi l'aspetto consulenziale è anche importante, in questa partita proprio il nostro ruolo può essere quello di snellire la burocrazia, farla noi per conto delle banche, in modo che le banche si trovino un unico pezzo di carta dove c'è scritto garanzia del Confidi. Il Confidi ha già fatto tutto quello che è il passaggio con il fondo centrale, con il socio, per valutare che tipo di iniziativa ritiene più utile prendere, e quindi la banca non fa altro che poi trasformare questa garanzia in finanziamento. Tra l'altro, devo dire, grazie alle associazioni, quindi al nostro sistema e anche alle nostre federazioni nazionali, siamo riusciti a dialogare con il Ministero e siamo riusciti anche ad ottenere che quella che inizialmente era la manovra un po' complessa che era stata creata
col decreto liquidità si può semplificare, cioè si può fare in modo che sia il Confidi direttamente a dare il 100% della garanzia alla banca per quella partita che è forse la più importante, che va dai 25.000 agli 800.000, per quelle aziende che hanno un fatturato quindi sotto i 3 milioni e 2. Questo, come dicevo, quindi dà un duplice vantaggio alla banca. La banca non rischia, quindi non ha problemi di dover fare qualche tipo di valutazione, non rischia nulla. Secondo, non deve neanche fare la burocrazia collegata al fondo centrale. Naturalmente, scusa, naturalmente i tassi di interesse, vorrei sentire anche qua come vengono calcolati. Ecco. Bravissimo, questa è giusta come domanda, perché adesso noi ci stiamo proponendo per questo tipo di prodotto alle banche, però ci stiamo proponendo in un'ottica sindacale, quindi dicendo questa è la possibilità che avete, 100% di garanzia da parte del Confidi. Quindi tutti i rischi e tutte le problematiche se le assume il Confidi. Dall'altra parte, quello che ci aspettiamo è che loro creino un prodotto con un tasso che quantomeno sia vicino a quello dei famosi 25.000. Perché il problema del decreto liquidità è che non ha posto dei limiti massimi sulla fascia fino agli 800.000, mentre sulla fascia dei 25 ha posto un tasso che è di poco inferiore al 2% come tasso massimo, di cui non ha dato nessun limite. E quindi con il nostro intervento vogliamo anche che le banche creino già un prodotto ad hoc che è già fissato in partenza e che quindi garantisca anche che poi mantengano questa parola. Naturalmente, scusa Presidente, ma noi dovremmo tornare su questo argomento perché è molto importante e da approfondire, e magari con delle risposte più precise anche dopo la partenza. Potremmo fare un altro incontro per approfondirle. E al Presidente Gibin, che governa nell'ambito locale l'ASCOM, con le amministrazioni, con i comuni, con il comune di Conegliano per esempio, o con gli altri comuni, che cosa vi aspettate voi come ASCOM dal sindaco e naturalmente dalle assessori del mandamento di Conegliano? Bruno, ti rispondo in modo molto chiaro e molto onesto. Noi ovviamente in questo periodo non siamo rimasti fermi, ma abbiamo mandato degli inviti a tutti i comuni. Quindi abbiamo fatto una lettera, diciamo, verso tutti i sindaci, tutte le amministrazioni che fanno parte del nostro mandamento, e abbiamo mandato un invito. Questo invito riguardava, te lo leggo nello specifico, l'oggetto è la richiesta di misure locali a sostegno delle piccole e medie imprese del terziario trebbiano. E su queste richieste, le nostre richieste fondamentalmente interessavano questi temi. Allora, il differimento e revisione e sospensione senza moro interesse di canoni di locazioni e concessione relativi a beni immobili concessi ad uso commerciale. Chiedevamo la sospensione di COSAP e TOSAP. Questo perché, faccio io una piccola premessa, perché per me rimane inteso che per gli 80 giorni o per tutto il periodo comunque in cui i locali sono rimasti chiusi, in questo caso parlo anche dei bar, ovviamente, dei servizi pubblici, che non hanno usufruito di nulla, è giusto non che gli sia rimandata l'imposta, ma deve essere obbligatoriamente, sottolineo obbligatoriamente, sospesa, annullata, va bene? E poi per ciò che sarà la ripresa eventualmente posticipata, perché la ripresa, poi casomai se ne avremo tempo ne parleremo, sarà a mio avviso con tutti gli auspici immaginabili e possibili, ma non sarà mai come era prima. Poi quindi abbiamo chiesto la sospensione COSAP e TOSAP, abbiamo chiesto il rimborso della tassa di pubblicità già pagata nel 2020, quindi l'esenzione eventualmente per l'anno 2021, quindi richieste precise, la sospensione temporanea per tutto il 2020 della tassa di asporto rifiuti. Ecco, naturalmente anche su questa richiesta qua noi chiediamo eventualmente una sospensione, annullamento o eventualmente per tutto ciò che sarà da adesso in poi una revisione dell'IMO per i proprietari che concedono gli immobili in affitto,
di ottenere sgravi e esenzioni dell'IMU per gli immobili a destinazione alberghiera e strutture ricettive in genere, la destinazione della tassa di soggiorno già incassati dai comuni come a fondo di sostegno alle imprese del settore del turismo, la riduzione e o sospensione della tassa di soggiorno da qui alla fine dell'anno 2020 e sostenere l'azione dando l'evidenza delle attività commerciali di beni di prima necessità che svolgono attività di consegna a domicilio. A questo scopo abbiamo chiesto di urgenza un tavolo di incontro. Posso dirti che con diversi comuni del territorio minori abbiamo ottenuto non solo l'ascolto, le risposte, ma anche l'incontro con mio, come posso dire, dispiacere. Il comune di Conegliano non si è fatto sentire, né ha dato una risposta scritta. E ti dico, queste domande sono state fatte direttamente al sindaco e all'assessore, non abbiamo avuto nessun tipo di risposta. Quindi questo è un discorso, purtroppo una critica che io spero abbia una funzione e sia accolta come una critica costruttiva e nulla più, va bene, per cambiare rotta, per cambiare in tutte le associazioni di categoria devono essere ascoltate, perché noi siamo la voce dei nostri soci. I soci parlano con noi perché poi noi si possa parlare, discutere e trovare delle soluzioni con i sindaci e le amministrazioni e con chi di dovere. Questa è la nostra funzione. La nostra è una funzione sociale, non ha una funzione di primarietà. Non vogliamo essere primi a nessuno, noi vogliamo solo aiutare i nostri soci, il nostro commercio ad avere, a lavorare in un modo più idoneo, più tranquillo, più sereno, perché oggi fondamentalmente, e ti esprimo anche il mio personale parere, che credo sia anche quello di tutti i commercianti, abbiamo bisogno di serenità più possibile che non abbiamo e di speranza che ci vorrebbe e di positività per andare avanti, è che se non riceviamo domande e risposte, ovviamente la nostra positività tante volte poi può tradursi e trasmettersi in negatività. Vedo, Presidente, che lei ha il carattere di suo nonno, è molto forte, molto incisivo, e questo mi fa piacere perché io suo nonno l'ho conosciuto come una persona veramente straordinaria. Suo papà, scusi. Grazie mille. Suo papà, non suo nonno. Grazie molto. Grazie. Mi sono sbagliato, veramente una persona straordinaria. Però lei mi ha anticipato una risposta a una domanda che le dovevo fare prima. E allora adesso la lascio un attimo in pace, voglio sentire, certo, Fabio cosa mi dice sulla possibilità o l'opportunità da parte delle amministrazioni di avere l'intervento del consorzio. Può spiegarci per esempio come funziona il Treviso Fund? Grazie, sì. Allora, devo dire che il Comune di Treviso è stato un faro rispetto a questa, perché è stata la prima amministrazione. Io adesso spero, come diceva giustamente il Presidente, che anche tante altre amministrazioni cerchino di replicare questo esempio e magari, l'ho detto anche lì in Sala degli Arazzi, magari facciano anche qualcosa di più, se è possibile. Il Treviso Fund è in buona sostanza un moltiplicatore dei denari. Cioè il Comune giustamente ha una parte limitata della sua finanza, ha deciso di destinarla a fare in modo di promuovere finanziamenti che abbiano delle caratteristiche il più possibile vicine alle imprese e soprattutto alle imprese che hanno avuto difficoltà da questa emergenza, per cui ha chiesto a noi confidi di fare un ruolo di moltiplicatore. Quindi coprendo i costi della nostra garanzia, in buona sostanza, ci chiedono di garantire le imprese e chiedono alla banca di moltiplicare per 2 quelle che sono le nostre garanzie. Facendo un giochino matematico, con 100 sono riusciti ad avere 600.000 euro di garanzie che sono diventati 1.200.000 euro di finanziamenti. Quindi è molto virtuoso come percorso. La cosa bella per chi poi ci si approccia contro questo finanziamento è che non ha costi rispetto al confidi, perché i costi li ha già sostenuti il Comune.
Se quindi poi dall'altra parte si riesce a convincere qualche istituto di credito ad aderire con dei finanziamenti che siano intelligenti il più possibile, quindi di ampio respiro, e mi riferisco per esempio a 2 anni di preammortamento come quello di Treviso e a una durata sufficientemente lunga, quindi i 6 anni di durata che sono previsti, e poi magari con un tasso come è stato previsto dalla Centromarca Banca nella fattispecie di uno 0,70 fisso per tutta la durata dell'operazione, ne viene fuori un prodotto che è decisamente di appeal per le imprese, perché anche solo per fare musigna, come diceva prima il Presidente, è già un bellissimo prodotto. Bene, bene, mi fa piacere questo e vorrei sentire adesso Maurizio, abbiamo pochi minuti, però riusciamo comunque a concretizzare anche le ultime domande. Bene, ormai dovrebbe mancare poco all'imminente apertura di tutte le attività commerciali, penso al 18 maggio. Come prevede, Presidente, il prossimo futuro delle imprese e cosa può fare l'associazione per sostenerle? In parte a questo ha già risposto, ha già dato delle risposte. In maniera sintetica adesso andiamo in conclusione. Insomma. Allora, per non ripetermi, Bruno, in gran parte quello che l'associazione può fare per i soci l'ho già detto e quindi non occorre che lo ridica. Fondamentalmente noi in questo periodo di Covid, ma in realtà era un progetto che è partito già da ottobre, abbiamo pensato a un'altra grandissima a mio avviso e eccezionale iniziativa verso il commercio. Allora, per molti commercianti del territorio intervistati da noi era emerso che l'online era un problema, perché vedevano nell'online ovviamente un concorrente, tra virgolette anche sleale, che si intrometteva su quello che poteva essere il loro business quotidiano. Quindi un cliente sleale, mi scusi Presidente, un cliente sleale perché l'online, le aziende che operano in online hanno i paradisi fiscali da altre parti e diventa naturalmente una concorrenza sleale, giusto? Certo, per molti se parliamo di Amazon, per dire eBay o compagnia, ovviamente lavorano, hanno introiti, anzi le imposte le pagano su altri paesi e non nel nostro paese, cosa dico ritengo dal mio punto di vista assolutamente ingiusta e iniqua nei confronti di tutti noi. Ma a parte questo, come ripeto, i nostri soprattutto associati, che non sono le grandi imprese, sono i nostri soci, sono commercianti, servizi e turismo del nostro territorio, quindi gente che incontriamo tutti i giorni e che conosciamo e che soprattutto conoscono la nostra mentalità e chi siamo, hanno sempre visto nell'online un nemico. Allora noi abbiamo voluto convertire questa problema invece in una opportunità. Quindi è stato da ottobre attivato un progetto di cui Ascom ne è uno dei promotori e finanziatori e sponsor principali, e proprio stamattina è stata fatta una conferenza stampa dove è stato presentato Treviso Now. Treviso Now cos'è? È un marketplace definito da alcuni Amazon Local, tanto per spiegarsi, per essere un po' più semplici in quella che può essere la traduzione, che riguarderà un marketplace che riguarderà solo ed esclusivamente la provincia di Treviso. Chi saranno gli interessati? Saranno tutti i commercianti, i servizi, il turismo e un giorno poi dal 2021 anche la ristorazione e gli alberghi, che potranno presentare i loro prodotti in questo mercato. Questo mercato sarà visibile da tutti e agevolerà in particolar modo chi risiede nella provincia di Treviso. Cosa vorrà dire? Vuol dire che praticamente in questo mercato, marketplace generale della provincia di Treviso, chi entrerà troverà tutti i prodotti che il commercio di vicinato, quindi le risorse nostre del territorio, potranno produrre e presentare al miglior prezzo e tra l'altro poi ritirare con uno sconto aggiuntivo in vari punti di riferimento che verranno definiti, uno ogni 10.000 abitanti. Presidente, tipo Conegliano avrà 4 punti di riferimento. Questo è un tema molto importante e direi di portarlo come
tema unico in un'altra trasmissione, perché è da approfondire. Certo sì. Mi piace moltissimo, è da approfondire. Certo Sulla che sì. domanda, sulla risposta che le dicevo prima, che mi ha già dato una domanda che dovevo farle dopo, lei mi aveva chiesto, cioè avrei dovuto chiederle con il sindaco di Conegliano e l'assessore quali sono stati i rapporti. Lei mi ha risposto. Penso comunque che ci sia attenzione, perché da quello che ho sentito si sta studiando qualcosa di importante anche da parte dell'amministrazione nei confronti dei commercianti, perché non interessa certamente all'amministrazione svuotare il centro, anzi gli interessa riportare quell'interesse al centro che c'era prima, non della pandemia, ma prima della globalizzazione, addirittura della liberalizzazione. E anche su questo torneremo. Io farei un'ultima, Fabio, poi faccio chiudere il Presidente con i saluti. Può darci, Fabio, dei numeri in termini di assistenza alle imprese in questo periodo per attestare e rendere percepibile il lavoro che svolge Fidimpresa? Sì, volentieri. Allora, noi abbiamo fatto delle iniziative prima ancora che il governo partisse. Abbiamo convocato tutte le banche del territorio, soprattutto le BCC, perché sono quelle più vicine al territorio, e abbiamo cercato di creare dei prodotti che potessero aiutare le imprese. Poi è arrivato il decreto liquidità, ma nel frattempo noi era già più di un mese che procedevamo a fare garanzie. Oltre a questo abbiamo fatto anche tutte quelle sospensioni, allungamenti e moratorie che si rendono necessarie in questa fase in cui la liquidità scarseggia. Solo di moratorie abbiamo superato le 900. Considerate che siamo un confidi di 40 persone, quindi ragionate su questi numeri. Riguardo ai finanziamenti fatti alle imprese con le nostre garanzie, che noi l'abbiamo chiamato prodotto Covid-19, con una fantasia direi incredibile, abbiamo fatto circa 15 milioni di euro. È un elemento comune, no? Certo. Volevo solo dire l'ultima cosa, che sempre grazie alla Federazione e all'ASCOM che ci ha aiutato a livello ministeriale per intervenire sul decreto liquidità, abbiamo anche la possibilità, sempre su quella famosa linea che dicevo prima, di andare a ristrutturare i debiti. Quindi se ci sono aziende che hanno tanti piccoli debitucci e troppe rate, si può lavorare sempre con quella famosa garanzia al 100% per dare tranquillità alla banca, fare tutta la parte quindi burocratica e sistemare un pochettino quello che è l'assetto debitorio dell'impresa. E questo anche secondo me è un interessante risultato. Ma anche questo è un tema importantissimo e io direi di dedicare una piccola puntata, perché se facciamo delle puntate molto lunghe poi la gente si stufa, però se le andiamo a sintetizzare in una tematica come quella che può essere la Fidimpresa o quella che può essere il tema che diceva il Presidente prima, ritengo siano importantissimi questi incontri con gli associati, e anche per far comprendere alla gente che vede quali sono veramente gli impegni da parte delle imprese. Presidente, a lei i saluti. Ecco, io mi permetto innanzitutto di dire una cosa. Era l'ultima precisazione che volevo fare per quanto riguarda il marketplace, che è molto importante. Noi siamo partiti oggi è partita la presentazione, ci saranno una serie di incontri, di presentazione, ma il marketplace sarà operativo dal 1° luglio, perché invece di parlare, come fanno tanti, di promesse e di progetti, noi parliamo di cose tangibili. Il progetto partirà, il marketplace sarà operativo in rete dal 1° luglio 2020. Quindi questa è una cosa molto importante, quindi l'invito a tutti di interessarsi, di capire cos'è il Marketplace Treviso Now e di valutare liberamente se può essere di suo interesse oppure no. Noi abbiamo oltremodo anche delle partenze molto agevolate per i soci, perché i soci di ASCOM o chi si associerà ora avrà la possibilità di non pagare nulla
quindi la famosa fee di entrata non ci sarà nessun canone mensile, va bene? Si pagherà solo ed esclusivamente una commissione per quanto riguarda ovviamente la vendita del prodotto, perché c'è tutta una struttura sotto che deve funzionare, furgoni che girano, macchine che lavorano, e quindi quello che è. Diverso è da chi non sarà socio, che in quel caso là pagherà la fee intera, non c'è nessun obbligo, ma visto che la nostra tassa di iscrizione sono 160 euro, di fronte ai 400 di costo di partenza della fee, io credo che iscrivendosi già gli conviene e risparmia oltre la metà del tempo. L'altra cosa che volevo dire per concludere è che noi siamo persone serie, cioè mostriamo una faccia e siamo sul territorio. Io ci sono, c'è il nostro presidente Federico Capraro, c'è il direttore Vincenzo Monaco, c'è il nostro Gigino Longo, che tutti conoscono e sanno che è una persona di seria onestà, una brava persona. Come molto bravo, come lo potete vedere e incontrare, è Fabio Scardellato e tutte le persone che lavorano con lui. Noi ci siamo e siamo disponibili gratuitamente a dare tutte le informazioni del caso. Non siamo qui a richiedere iscrizione, non siamo a richiedere soldi. Noi in questo momento, come ripeto, vogliamo fare una nostra azione sociale di informazione e di chiarimento. Ovviamente noi siamo sul tema, soprattutto i nostri tecnici, dalla mattina alla sera. Come ieri sera è arrivato un decreto, sono 250 pagine. Io invito chiunque a leggerle, a interpretarle e a capirle. Bene, noi abbiamo quelle persone che lo leggono, li interpretano, se le studiano e sanno fare una sana traduzione di quello che c'è scritto. Quindi poi dare un messaggio, una risposta chiara a tutti noi. Ecco, questo è il servizio dell'associazione. Questo siamo noi. Questa è Ascom Conegliano e Ascom Treviso. Grazie Presidente, grazie Fabio. Io spero di avervi ospiti in altre occasioni e chiudiamo in bellezza. Un raggio di sole si può vedere per il futuro. Certo che sì, basta stare insieme e crederci. Questa è la cosa principale. Grazie, arrivederci. Grazie a te Bruno. Grazie. E ogni qualvolta servirà noi ci saremo. Grazie. Grazie di tutto.